amici, ben ritrovati a Diversamente Veneto. Io vi ho promesso una nuova modalità di Diversamente Veneto, vi porterò più fuori, vi farò scoprire di più, perciò sto in piedi per non stare tranquilla, che così avrete più tempo per scoprire quello che io vedrò fuori. E a proposito di quello che c'è fuori, io questa settimana sono andata alla provincia di Belluno, e nello specifico nel cuore del Cadore. Già, sono andata alla scoperta del Cadore con gli amici cadorini. Che dirvi, non vi aggiungo altro, ma lancio questo servizio e che dirvi, ci vediamo la prossima settimana, perché adesso sarò sempre più fuori, sempre più vicino a voi. Guardate questo servizio che vi lascio e vi auguro una ottima settimana. Oggi è una giornata speciale. Siamo arrivati nel Cadore. È già proprio così. Io mi ricordo che sono arrivata qua a piedi d'inverno e adesso in mezzo a questi giardini di crocus andiamo a trovare i miei amici che ho conosciuto camminando, che hanno tanto da raccontare su questo Cadore, su questa zona, queste nostre montagne venete meravigliose. Infatti andiamo a trovare Anna a Rosso di Sera. La cosa che particolarmente mi ha colpito quando sono arrivata qua a piedi è che la porta è sempre aperta. Vuol dire che l'ospite è sempre benvenuto. Permesso! Avanti! Ciao! Come stai? Bene, e tu? Sei arrivata? Ma ascolta, ma sei vestita da tirolese però? Vestita da cadorina anche. Come cadorina? È un vestito tipico delle nostre Dolomiti, che poi sia... Ma è tirolese o è cadorino? Cadorino. Di E sicuro dentro? E se io vado in Tirolo? Anche tu diventi cadorina tirolese. E siamo a Domegge di Cadore? Noi siamo sì a Domegge di Cadore. Io mi sono innamorata di casa tua, andiamo a far vedere la tua casa ai miei amici? Li invitiamo a casa tua? Certo. Ma allora me la racconti tu, visto che c'è fuori una tua amica? C'è una mia amica Letizia, che lei Ciao, è... Letizia. Ecco, te la presento. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene? Bene, Però bene. quando camminavo non sei mai venuta a raccontarmi niente, vero? Quando Ti camminavo. ho visto anche a Cortina, per sbaglio. Ho detto, guarda, questa... Davvero? A piedi? Sì, però stavi andando dalla direzione opposta, se no ti avrei dato un passo. E perché non l'hai fatto? Tornavi indietro? Ma guardate! Ascolta, ne è rimasto colpito in Cadore perché è come essere quasi fuori del Veneto, no? E questa casa in particolare, che ho dormito anche, era proprio tipica. E l'uso del legno? L'utilizzo del legno è tantissimo, vero? Sì. Sono lavorazioni fatte nel minimo dettaglio, a mano. Sì, intagliate, sì. E un'altra cosa che mi è rimasta segnata è questa: io pensavo che mi dava del pane fresco. No, è una stufa che È una serviva stufa. proprio per scaldare. Una stube. Questa è una stua, nel senso che è una stanza che contiene la stufa. Ascolta, ma com'è vivere in questi posti distanti e vicino? Nel senso che siamo più abituati a sentire parlare di Verona, di Padova, di città del lago di Garda. Qua alle Dolomiti c'è molto l'influenza anche di Cortina, però voi in confine sentite l'influenza trentina, altoatesina? No. O veneti doc anche voi? Diciamo, per quanto mi riguarda il Cadore lo sento come Cadore, identità sua. Noi che qui abbiamo aperto questa casa e accogliamo persone da tutto il mondo, raramente vengono per visitare Cortina, vengono per visitare il Cadore, le tre cime di Lavaredo, il lago, la ciclabile, tutte le attrazioni, però abbiamo veramente un'identità nostra. Ma secondo te qua ci offrono un caffè? Ma direi di sì, anche buono. Io ho già sentito il profumo, perché mio marito è bravissimo. Andiamo, beh, anche qui c'è un bel pezzo di storia della casa. Ma dai! Eh sì, c'è il famoso Larin o Foguer, E la Ri? che era il cuore caldo, la cucina. Ah, praticamente era tutta sta roba qua e la gente ci sedeva intorno così? E qui vedi che è tutto annerito, poi si affumicavano anche i prodotti, i formaggi, le carni, certo, e qui si faceva da mangiare e la gente, i bambini si radunavano, tutte le mamme ricamavano, i bambini giocavano. Infatti questa seggiolina è proprio la seggiolina mia di quando ero piccola. Arriva dal Cadore, dall'Australia. Why il Cadore? Perché il Cadore? Really? Really? Truly? Because we saw this house Eh? on the
on the booking.com and it looks beautiful and we wanted to stay But is it here. your first time in Cadore? See, What do first you time think? in Italy. Cadore is beautiful. Il Cadore, oltre a quella che sono le Dolomiti, no? Perché oggi scopriremo un Cadore diverso, un Cadore molto legato a Tiziano, molto legato a quella che è la parte naturalistica, giusto? Sì, è molto variegato il Cadore, lo puoi guardare da tanti punti di vista, appunto. E sto Tiziano, chi era? Tiziano Vecellio era un pittore famosissimo del Rinascimento che è nato proprio a Pieve di Cadore, non si sa di preciso quando, la data oscilla tra il 1477 e il 1490, sappiamo solo che è morto nel 1576 a Venezia. Quello che ha creato il rosso Tiziano, il colore rosso. Sì, si dice così, in realtà non c'è un fondamento storico di questa cosa, ma i suoi rossi, i suoi azzurri, i suoi colori erano molto intensi, utilizzando dei pigmenti anche costosi e a più strati, quindi quel colore che tu vedi è frutto anche di 10 strati diversi. Certo è che il colore della laguna di Venezia rende tutto molto più luminoso. Madonna, è quella chiesetta che vediamo là sopra? E quella è una chiesetta dedicata a San Daniele. Si arriva con una passeggiata di circa mezz'oretta da Laggio di Cadore. Esisteva già sicuramente nel XVI secolo. Domina la vallata e vede i bagni di Gogna dove andremo dopo. E qua in quale località siamo del Cadore? Qui siamo a Cimagogna, il comune è di Auronzo di Cadore. È un comune lunghissimo, credo sia tra i più lunghi d'Italia perché arriva fino a Misurina. Quindi il territorio è vastissimo. E qui siamo proprio all'inizio. Molti di questi terreni sono della proprietà anche della magnifica comunità di Cadore. Che vedremo a breve. Com'è la storia di questa magnifica? Perché quando camminavo mi l'hanno raccontato. Sì, è un ente, un'istituzione molto antica. I suoi statuti sono del XIV secolo. Cioè prima ancora della Serenissima Repubblica di Venezia. Sì, infatti. Ed è per quello che qua avete tanto verde, perché vediamo se ho imparato bene, erano di proprietà delle famiglie la terra e c'erano delle regole ben precise per mantenere quella che era la natura che c'era intorno. Ancora oggi è di proprietà di queste famiglie e vengono gestiti da loro, sì, sentieri che queste lunghe stese di terra, no? Sì, poi in realtà Napoleone le aveva soppresse le regole di cui parli tu, poi sono state ricostituite e il senso iniziale era proprio quello che la proprietà non è privata, alcune zone erano e sono private, ma è collettiva per il bene della comunità. Com'è che ti sei avvicinata a Tiziano? Sono di qui, mi è sempre piaciuta la storia e la storia dell'arte, ho studiato in questo senso e quindi cerco di veicolarla anche agli altri. Come spiega un bambino Tiziano? Si possono fare dei laboratori didattici. Io sabato vado con una scolaresca alla casa di Tiziano, per esempio. Ah, perché portate i bambini lì, i ragazzi lì? Sì, e mostriamo e raccontiamo la sua storia. Come un cadorino illustre è diventato famoso in tutto il mondo, con la sua bottega ovviamente, non da solo. Alla fine dell'Ottocento la regina Margherita ha soggiornato 2 volte in Cadore, è stata a Perarolo, a Misurina, proprio qui in queste zone e appunto ha amato molto il territorio cadorino. E anche posti che quando cammini, ammiri queste montagne, dici wow. Sì. Cioè, nonostante le difficoltà che è vivere un posto così ampio, così vasto, perché siete in pochi per tanto alla fine, perché alla fine questo è il senso del Cadore, è un territorio molto vasto con pochi abitanti, no? Però riusciamo ancora a meravigliarci, secondo me, della bellezza delle montagne, almeno per molti di noi è così, cioè diciamo guarda quante cose posso ancora vedere e quanto belle sono. Ma allora è da qua che praticamente c'è il discorso della regina Margherita, parti da qua. Esatto, infatti c'è il sentiero dedicato alla regina Margherita perché a fine Ottocento, quando veniva in vacanza a Perarolo di Cadore, che era il centro del Cadore all'epoca, quando saliva a Misurina da Perarolo si fermava ai bagni di Gogna a fare colazione. Aveva fatto amicizia col proprietario dei bagni e si fermava qui. E questa era la strada che si percorreva con la carrozza con i cavalli e si scendeva poi per andare al Parco Hotel Gogna dove c'erano più stabilimenti dove si potevano fare le terme in quanto è una zona molto importante sotto l'aspetto naturalistico e ci sono 4 sorgenti d'acqua. Qui
pensa che nei primi anni in cui erano aperti, in estate facevano anche 2000 persone che venivano qui per farsi le vacanze, per rilassarsi e per farsi soprattutto le cure. Qui vedi qua a fianco c'è il torrente Ansiei, quello che nasce dal lago di Misurina, è il torrente che poi che forma il lago di Auronzo e che qua più avanti si unisce al Piave. E queste sono le acque delle Dolomiti? Certo, questo qua nasce proprio dalle tre cime di Lavaredo. La parte più storica è la parte alta, la parte quella dove lavoro, praticamente lo stabile che era una dependance di questo parco hotel che era sopra, quella parte lì. Io ho fatto 17 anni di studi per capire che questo stabile sorge all'interno di questo leggendario e storico castello. La regina Margherita era la persona più importante d'Italia a fine 800 e lei veniva qui in vacanza. Si è trovata bene e ha deciso che questo era un posto dove lei voleva fermarsi a fare colazione la mattina, quando con la carrozza saliva da Perarolo per andare a visitare Misurina alle Tre Cime. Questi colori, perché queste pietre hanno questi colori? C'è acqua ferruginosa, qualcuno mi ha detto che l'acqua ferruginosa fa diventare rossi i sassi, qualcun altro mi ha detto che è un'alga. Quest'acqua qua è acqua speciale, è acqua magnesiaca solforosa, vedi che Io sento anche zolfo. Senti il sapore, però a 30 cm c'è l'acqua dolce, vedi che non c'è più bianco di là. Se tu bevi quella è acqua normale, buona ma normale, e escono a 20 cm di differenza. Questa acqua qua è diversa da Sono questa due acqua. sorgenti attaccate con acque completamente diverse. Io vedo che qua sta arrivando dal sotto. Dal sotto, vedi c'è il buco, esce e queste cose vanno e vengono, sai? Non ci sono sempre. Arrivando nel punto in cui io vedo il Piave e L'Ansiei. E l'Ansiei si incontrano. Si incontrano, si mescolano. Gli storici dicevano che era il punto dove si mescolavano i due fiumi e dove sorgeva una fortezza, un castello. E questo castello di epoca romana e forse anche precedente, come ti avevo già detto, sarebbe stato distrutto dagli Unni di Attila nel 452 d.C. Wow! Che spettacolo! E praticamente tu qua vedi sotto di te c'è l'Ansiei, dopo quei massi che vedi, quelle rocce, c'è il Piave. Ma che cos'è quel ponte lì? Quello è il Ponte Cadore, che è stato costruito negli anni 80, seconda metà anni 80, e quel paese che vedi dietro è Caralte, che fa parte del comune di Perarolo. Io vivo sia a Perarolo, che è un paese piccolissimo, e è un posto importante perché c'è la confluenza del Piave e del Boite, che è uno dei principali affluenti del Piave. E lì praticamente in passato c'era il cidolo, che era questo strumento un po' particolare che non è attestato in altri luoghi ma solo qui da noi. Cidolo si chiama? Cidolo si chiama. E che cos'è? Sì, sì. Era praticamente una chiusa messa lungo il fiume, ce n'era una sul Piave e una sul Boite, e serviva per bloccare tutti i tronchi che venivano fluitati, perché sai che qua abbiamo un sacco di alberi. Avete fatto Venezia! Esatto, e i nostri alberi andavano anche in passato fino a Venezia e poi anche oltre Venezia, insomma, che è sempre stato un... Invece qua dove stiamo arrivando? Il Forte Montericco? Esatto, questo è il Forte di Montericco. Il forte è di proprietà del comune di Pieve e è stato dato in gestione alla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore e al Museo dell'Occhiale. Hanno affidato a Dolomiti Contemporanee la riapertura in qualche modo del forte dall'anno scorso, quindi l'anno scorso è stata organizzata questa mostra di arte contemporanea e anche quest'anno ce n'è un'altra. E hanno realizzato le opere qua, questa per esempio che vedi è stata proprio realizzata dentro il forte. Qua c'è la corte esterna e là sopra c'erano le postazioni con i cannoni. Il modo in cui è stato restaurato ha mantenuto molto quella che è l'identità del posto. Esatto, sì, è stato un restauro curato dalla soprintendenza. In qualche modo posti come questi, magari usi il termine sbagliato, ma non può essere schiacciato da questa idea di cortina dei luccichio, la cortina diciamo VIP, non schiaccia un po' a livello turistico posti come questi? Sì, diciamo che c'è sempre un grande flusso di turisti che vanno a Cortina, richiamati dal nome di Cortina chiaramente. Spesso non sanno neanche che cosa c'è tra
qualche chilometro Venezia e prima, Cortina, esatto, insomma. tra Venezia, o anche pochi chilometri prima, è sempre il nostro territorio, ma non lo sanno, quindi il nostro obiettivo è un po' anche quello di far conoscere sempre di più quello che c'è di bello e di buono qui. Beh, Elena, finalmente arrivati qua al Museo degli Occhiali. Esatto. Quando camminavo era chiuso, perché io sono arrivata in orario di pranzo. Ah, allora l'hai trovato chiuso. Adesso invece è aperto. È l'unico museo in Italia. Qual è la particolarità di questo museo? Che ci sono tantissimi occhiali, tutti molto belli e molto particolari. Questo museo mi dicevi prima che a livello italiano è una cosa unica. Sì, è l'unico museo che c'è qui in Italia, è dedicato all'occhiale, è un museo molto completo. Ci sono questi due percorsi, adesso entriamo nel primo che è dedicato un po' all'occhiale, in generale alla lente, alla nascita, all'importanza dello sguardo. Questa è un'opera realizzata da Silvia Pisani, per realizzarla appunto ha impiegato circa 15.000 lenti. Nel museo ci sono tanti punti dove puoi sbirciare, guardare, curiosare, anche per i bambini. Procederei a parlare, Elena, tantissimo da quello che può essere il Museo degli Occhiali, ma li inviterei insomma a visitare questo museo, perché prima di tutto è il primo museo in Italia, dopo perché è a Piave di Cadore, che è la casa dove c'è la casa di Pieve di Cadore, dove c'è la casa di Tiziano. La fabbrica di occhiali nasce proprio qui vicino, a pochi chilometri. E perché poi la gente del Cadore c'è una voglia tremenda di farvi scoprire questo Cadore. Ma dove siamo qua? Siamo in una località che si chiama Lagole, nel comune di Calalzo di Cadore, e è un luogo considerato magico. Andiamo a vedere sta magia. Cosa c'è di magico in questo luogo? Ci sono delle sorgenti di acqua considerata miracolosa in antico, perché questa è anche una zona archeologica, ricche di solfato, magnesio, bicarbonato, e escono costantemente a 10 gradi e vengono utilizzate da sempre per terapie anche proprio medicamentose. Nei tempi vecchi c'è una leggenda che dice che anche una donna, quando voleva avere un bambino piuttosto che, si raccontava che questa donna si faceva il bagno in questo lago, e questa non lo sai perché le leggende li so io. Sì. Ed è anche delle proprietà insomma Di fertilità. Anche legate, qualcuno dice, agli uomini, perché gli oggetti che sono stati trovati qui, che vanno dal V secolo a.C., dei paleoveneti, quindi dei veneti antichi, sono dei soldatini. Li ho visti al museo archeologico di Pieve di Cadore. Ragazzi, voi qua avete veramente dei gioielli senza precedenti, insomma, perché sono dei posti che hanno storie da raccontare, sono collegate alla storia e alla tradizione del nostro popolo veneto, giusto? Sì, in più immersi in un paesaggio anche molto bello, perché questa è una radura di abeti rossi e di larici e poi di pini silvestri, e quindi ci si presta proprio a fare delle passeggiate anche. Cari amici da casa, io non volevo rendere pubbliche i miei lavori e i mestieri di casa, però mi sono messa a stirare, si vede. E dunque sono venuta al lago delle Tose Per guarire. Andiamo, perché poi voglio vedere se realmente funziona. Se lo facevano i veneti antichi, io che mi sento diversamente veneta, nel laghetto delle Tose, che devo fare anch'io. Cioè, questa è proprio... Che dirvi? Oggi stiamo scoprendo il Cadore e le sue meraviglie, perché oltre alle Dolomiti ci sono i laghetti delle Tose. Non è una cosa molto difficile, basta tenere un po' di equilibrio, insomma. Solo un po' di equilibrio, infatti la cosa bella dello stand-up, paddling, SUP,
pagaiare in piedi è proprio il fatto che è molto naturale, risulta facile molto presto. Come si chiama questo posto dove siamo adesso, questo laghetto qua? Noi al momento siamo al laghetto a Lagole, il laghetto della pesca in questo caso, e poi c'è il nostro bellissimo lago di Centro Cadore. E questa tavola che sono su mi dici che è gonfiabile, dicevi, questa tavola qua? Sì, allora nascono come rigide, come fossero un grande surf, e poi adesso sono diventate gonfiabili proprio per un fatto di facilità di trasporto. Uno le mette in un grande zaino, se le mette in macchina e se le porta dove vuole. Ah, ok, e tu tutto l'anno, o va bene, più che altro la stagione estiva, se insegni questo? Allora, come insegnamento più che altro la stagione estiva, e soprattutto quando abbiamo il lago un po' più alto rispetto a come è adesso, diciamo quando il lago è pieno, però io lo pratico tutto l'anno. Tutto l'anno? Tutto l'anno. Cioè, ma come fai col freddo? Col freddo ci si mette le mute, ma sai, poi andando, imparando, ci si veste come quelli che vanno a correre, per dire non si cade più in acqua. Io direi che questo è il miglior modo per chiudere l'estate, con una chiave d'oro sul laghetto delle Tose, che non è delle Tose, quello su è delle Tose, e questo si chiama... Questo è il laghetto di Lagole. Laghetto di Lagole, però comunque oltre alle proprietà anche benefiche che mi hanno raccontato, c'è un sacco di sport e voi siete veramente un posto miracolato, insomma. Sì, noi siamo molto fortunati, possiamo fare stand-up sotto le Marmarole, sotto le Dolomiti, guardiamo le Dolomiti intorno a noi, quindi siamo molto fortunati.